Mi ha strappato la collana, mi sono sentita soffocare, ora non giro più da sola. Il racconto di una 74enne aggredita e finita in ospedale. L'episodio a San Fiore è successo qualche giorno prima del brutale pestaggio di Fiorenzo Zambon. Parla la giovane barista di Cornuda aggredita dal cliente infuriato per un sovrapprezzo di 50 centesimi sul POS, la violenza immortalata nel video della telecamera del bar. Raid dei ladri nella notte in una pizzeria di Conegliano, i banditi fuggono con la cassa, i titolari denunciano la razzia su Instagram e lanciano un appello agli altri ristoratori: state attenti. Fuga di gas da una bombola all'isola d'Elba provoca una fiammata che investe 2 giovani veneti in vacanza, grave un 19enne di Cittadella, ferito anche l'amico, un coetaneo di Castelfranco. Martedì alle 10:30, maestri funerali con rito ortodosso di Andrei Boicenco, il ventenne annegato nel lago morto da Vittorio Veneto e recuperato dopo 4 giorni di ricerche. Giovane centauro vivo per miracolo dopo essere volato sull'asfalto per una buca sulla strada Roncade. Il destino ha voluto che a soccorrerlo siano stati i parenti del 65enne morto a giugno, decapitato dal cavo perso sulla strada. Dalle congratulazioni alle condoglianze, errore nell'invio di un telegramma firmato da Zaia al presidente dell'Associazione Carabinieri di Castelfranco, vivo e vegeto. Visto il periodo, ha preso un granchio blu, dice il diretto interessato. Intanto proprio il granchio blu sta andando a ruba al mercato del pesce di Treviso. Lo chiedono tutti, molti per la curiosità, dicono i pescatori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ritorniamo a San Fior perché dopo l'aggressione all'ex macellaio Zambon martedì sera emerge un'altra rapina, questa volta ai danni di una donna di 74 anni nella zona di San Fior di Sotto, a pochi chilometri di distanza. Un uomo mi ha strappato la collana di dosso, mi sono sentita soffocare, ci racconta Maria. Anche lei è finita in ospedale, adesso è tantissima la paura. Stavo andando per salire in macchina nel parcheggio e mi sento, il marito era davanti, io ero dietro, e mi sento così con le mani così qua dietro, non so come mi ha abbracciato. Io non parlavo più, perché il fiato non mi veniva, non parlavo più. E lui mi ha fatto così, mi ha strappato via il collier. E io non ero capace di parlare, in quel momento volevo chiamare marito, sono riuscita a fare bah, soltanto così. Ritorna con la mente alla sera del 30 luglio la signora Maria, 74 anni. L'aggressione subita ricorda da vicino quella ai danni di Fiorenzo Zambon, il macellaio in pensione rapinato sotto casa a San Fior martedì sera. Simile la modalità, entrambi sorpresi alle spalle, stesso l'obiettivo, una collana. La donna si trovava all'esterno della trattoria La Camillotta, dove c'è la bocciofila. Siamo sempre in comune di San Fior, ma nella frazione di San Fior di Sotto, zona Palù. Anche in questo caso l'uomo era travisato, probabilmente appostato nella zona buia del parcheggio. Lui era dietro me, mi ha preso proprio così, là è scuro, parcheggio non c'è chiaro, è buio. Io sono d'accordo, quando che ho sentito la moglie che faceva pensavo che venisse male, perché io stavo per aprire la vettura e allora sono tornato indietro e ho detto cosa hai? E lei faceva sempre e mi faceva sempre il segno con le mani verso il terreno. E ho visto uno che correva, ma a 30 metri era lontano perché era buio, ho visto una cosa nera. Spontaneamente mi è venuto, ma hai preso paura di un orso? Io non pensavo di un uomo. Un'azione repentina quindi con il bandito che si dà alla fuga tra i campi. Arrivano la polizia e il SUEM, la donna viene portata in ospedale. Ero tutta così e facevo fatica a respirare perché giù in ospedale mi hanno detto che era andato giù l'ossigeno basso, ma l'ho visto anch'io perché mi hanno messo su l'ossigeno e si vedeva che era basso. Ma dalla paura o perché aveva tentato? Dalla paura, non so se era perché mi aveva preso qualche... Io una cosa compagna non l'ho mai provata. A parlare è anche Maurizio Pasini, storico titolare della Camillotta, che mette in fila alcuni elementi. Conosco il signor Fiorenzo Zambon e in un primo momento non avevo dato
peso al caso, nel senso che non avevo collegato le due cose. Poi in un secondo tempo, collegando i due episodi, sembrerebbe che la matrice sia la stessa, solo che da quanto racconta la signora non era molto robusto il tizio che l'ha aggredita, mentre da quanto ho capito, da quello che ho letto sui giornali, l'aggressione è avvenuta nei confronti del signor Zambon e da parte di una persona molto robusta e molto alta, insomma. Se non è lo stesso criminale, quindi potrebbe essere una banda, la signora Maria sembra però avere una certezza. Però io penso che quello mi stava dietro da tanto tempo. Lei dice la stava pedinando? Sì, io penso di sì, perché come fai? Insomma. C'è poi lo stato d'animo di una donna che per paura ha cambiato tutte le sue abitudini. Tanto perché io prima da su da qua venivo a casa sempre a piedi, anche a mezzanotte venivo a casa a piedi, non avevo proprio paura per niente. E adesso come si fa? Già come si fa, e proprio questa mattina il sindaco di Sanfiora Maset si è recato in visita alla famiglia di Fiorenzo Zambon. L'uomo resta in ospedale ed è ancora molto scosso, ma il primo cittadino si rivolge anche a quei concittadini che hanno riferito anche ai nostri microfoni di girare armati e di volersi difendere. Attenzione, dice il sindaco, la violenza genera violenza. Violenza chiama violenza e quella strada là è sbagliatissima sicuramente, anche se in questi casi ci viene da dire speriamo che li prendano, li mettano dentro e buttano via la chiave, è un classico anche quello. È un messaggio a non farsi giustizia da sé, quello che parte dal sindaco di Sanfior Giuseppe Maset nei giorni in cui tra i suoi concittadini c'è chi afferma di girare armato per difendersi e chi invoca le ronde. Sono almeno 2 le aggressioni ai danni di anziani nel giro di 20 giorni, prima la signora Maria Zanella a Sanfior di Sotto, poi l'ex macellaio Fiorenzo Zambon sotto casa 2 passi proprio dal municipio. Lo stesso sindaco ha incontrato i familiari dell'uomo, in particolare la moglie, nelle scorse ore. Sono stato via 2 giorni, sono rientrato ieri sera, questa mattina alle 8:30 sono andato a trovare la signora che per fortuna mi ha confermato che si sta riprendendo. Fiorenzo è ancora all'ospedale ma si sta pian piano riprendendo e che è disorientato soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Fiorenzo Zambon, bensì sia ancora profondamente scosso, ha dato la sua versione ai carabinieri, confermando la dinamica emersa inizialmente, una violenza cieca, per certi versi inedita in queste zone. Siamo sempre le solite, che questi episodi diventano sempre più frequenti e quindi bisogna pensare a un antidoto. Anche noi recentemente abbiamo speso 180.000 euro di telecamere proprio gli ultimi 6 mesi. Però ce ne vorrebbe una ogni 10 metri quadri, ma anche quello poi corregge. Insomma, bene le telecamere, ma la questione è più profonda, culturale. 2 i fattori, dice il sindaco. Il primo riguarda la gestione dell'immigrazione, il secondo l'atteggiamento delle famiglie e porta a un caso recente di vandalismo al parco. Io vedo che qua in comune, qualche volta con le telecamere abbiamo anche recentemente scoperto gruppetti di ragazzini, abbiamo chiamato i genitori, l'atteggiamento a maggioranza dei genitori è quello di difendere il figlio e non riprenderlo. Dobbiamo fare un lavoro interno, secondo me, di rieducazione e soprattutto farci carico un po' tutti assieme, i comuni degli ambiti come noi qua, dei problemi sociali. E parla anche la giovane barista di Cornuda aggredita dal cliente infuriato per un sovrapprezzo di 50 centesimi sul POS. La violenza immortalata nel video della telecamera del bar. Ci racconta tutto Edi Caliman. Fortunatamente c'erano gli altri ragazzi, se no presumo che questo era veramente, perché già in quei pochi secondi mi sentivo che non respiravo più. Non oso immaginare se fosse continuato. È ancora sotto shock dopo l'aggressione subita Valentina Pinarello, barista da 1 anno e mezzo al Dam Bar nel pieno centro di Cornuda. I clienti, fa sapere il titolare, sono sempre avvisati del sovrapprezzo che il locale applica per i pagamenti via POS e così è avvenuto anche per il ragazzo sulla Trentina servito dalla barista. Dopo aver saldato il conto, questo se n'è andato, salvo poi richiamare il bar accusando la ragazza di averlo derubato dei 50 centesimi aggiunti alla consumazione. Dopo un quarto d'ora, sì, più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, è ritornato, arrabbiato, è subito salito dietro il bancone dicendomi che io l'avevo derubato, che dovevo dargli indietro i soldi che avanzava, anche se erano solo 50 centesimi, però che lui doveva averli indietro. Neanche tempo di rispondergli che avevo già le mani sul collo.
Un fatto successo in pieno giorno, erano infatti circa le 17:30 e con il bar pieno di clienti. Ho solo sentito la ragazza, la barista, che diceva stai fermo, stai là, mi sono girato e ho visto che il signore era andato dietro il bancone e le aveva messo le mani intorno al collo e la stava iniziando a strangolare. Primo istinto ci sono entrato e ho bloccato il signore facendogli pressione, bloccandogli il collo così che lui mollasse la presa del collo della ragazza. La ragazza aveva la faccia viola perché comunque la stava strangolando. E in quel momento poi sono arrivati altri 3 signori che mi hanno dato una mano. Vicenda che si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri. Dopo gli accertamenti in ospedale, la ragazza se l'è cavata solo con un'infiammazione al collo, ma restano lo shock e l'amarezza per il fatto accaduto. I pensieri ci sono, perché pensi a tutto quello che è successo, ti viene comunque da pensare e non riesci a darti una spiegazione a certi comportamenti. Per Valentina un ultimo giorno amaro. Presto lavorerà in un altro locale più vicino a casa. Quello che è certo è che continuerà a fare il suo mestiere nonostante il brutto episodio vissuto. Sicuramente ti fa riflettere, però ce l'ho per passione, quindi continuerei comunque a fare la barista e non cambierei niente. E ci sono poi le reazioni del titolare del bar che dice di non sentirsi più sicuro, invoca il pugno duro il sindaco Claudio Sartor. C'è da aver paura ultimamente, perché anche l'altro caso l'altro giorno a San Fior, oggi, cioè ieri qui a Cornuda, altri ne ho sentiti, altri casi del genere. Dobbiamo fare qualcosa, dovete fare qualcosa. Un fatto inammissibile che non deve accadere. Il titolare del bar oggetto dell'aggressione in pieno giorno non ci sta e invoca che vengano presi provvedimenti seri che mirino a fare in modo che questo tipo di violenze non possano più verificarsi. Anche se fosse 50 euro uno non va a mettere dietro le mani al collo una dipendente, scusate, ma non ci siamo più sicuri di fare niente qua, perché a sto punto cosa dovevamo fare? Bisogna lavorare in 2 al pomeriggio quando arrivano 3-4 persone, avere questa paura qua che qualcuno entri e faccia questi gesti, no, non esiste proprio. Sovrapprezzo quello di 50 centesimi sul conto totale di circa 7 euro per il pagamento via POS, una pratica non prevista dalla legge ma che non giustifica la violenza. Notiamo che c'è questa escalation di aggressioni sul territorio, Conegliano, Castelfranco, Treviso, insomma diverse parti della nostra provincia, e poi c'è la quotidianità, penso ai tanti autisti della MOM che vengono continuamente aggrediti. Quindi io credo che su questo bisognerà riflettere, servono anche pene esemplari per tutte queste persone che sono in giro e che magari il giorno dopo le vediamo ancora passeggiare nei nostri centri. Sempre per la cronaca, furto nella notte in una pizzeria a Conegliano, nel mirino dei banditi è stato il ristorante 52 gradi di via Matteotti. A denunciare il fatto sono stati i titolari sui profili social del locale. I ladri sarebbero entrati nel ristorante poco dopo le 4 e avrebbero rubato la cassa e alcuni attrezzi e oggetti di piccolo e medio valore prima di fuggire con il bottino. Sul posto per effettuare i rilievi di rito si sono portati i carabinieri. Non si tratterebbe dell'unico colpo messo a segno dai malintenzionati nelle prime ore di venerdì. Mentre facevo la denuncia, si legge in una storia pubblicata dalla pizzeria su Instagram, i carabinieri nel giro di un'ora hanno ricevuto altre 2 chiamate per furti simili nella zona di Conegliano, in un negozio di abbigliamento e all'interno di un bar. Poi l'appello agli altri ristoratori e titolari di negozi locali. Volevo avvisare i miei colleghi e commercianti di prestare particolarmente attenzione a questa e alle prossime notti, perché potrebbero esserci altri furti in serie in momenti vicini per disperdere l'azione delle forze dell'ordine. Questo l'appello via social dei titolari della pizzeria 52 gradi di Conegliano. Fuga di gas da una bombola all'isola d'Elba provoca una fiammata che investe 2 giovani veneti in vacanza grave, un 19enne di Cittadella, più lievi le ferite riportate da un coetaneo di Castelfranco Veneto. Stavano rientrando all'alloggio di vacanza dopo aver acquistato i cornetti per la colazione quando sono stati investiti dalla fiammata sprigionatasi da una bombola di gas. L'incidente è accaduto stamane nel centro storico di Rio nell'Elba. Feriti 2 giovani veneti, entrambi di 19 anni, residenti uno a Castelfranco, l'altro a Cittadella, in ferie con un gruppo di amici nell'isola toscana. Subito soccorsi dai sanitari della Misericordia di Porto Azzurro, i 2 ragazzi sono stati portati al pronto soccorso di Portoferraio. Il più grave, il 19enne di Cittadella,
Cittadella ha riportato ustioni ed inalato fumo ed è stato trasferito con l'elicottero all'ospedale di Pisa in codice rosso. Ferite lievi per il ragazzo di Castelfranco che è stato medicato all'Elba. Da una prima ricostruzione dell'incidente pare che la fiammata che ha investito i ragazzi sia stata provocata da una fuga di gas dalla bombola di un'abitazione. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il sindaco di Cittadella si stringe alla famiglia. Io mi auguro che il tutto si risolva per il meglio. Quello che possiamo fare è fare un grosso in bocca al lupo al ragazzo che possa effettivamente recuperare, guarire e ritornare a casa sereno. I funerali di Andrei Boichenko saranno celebrati martedì alle 10:30 nella chiesa ortodossa dell'ex ospedale Umberto I a Mestre, e poi la salma riposerà a Favaro. Andrei, ventenne di origini russe, lo ricorderete, ha perso la vita la settimana scorsa, esattamente una settimana fa, nel lago morto di Vittorio Veneto, dopo essere scivolato dal materassino sul quale si era spinto al largo. Localizzato ieri sera tardi dai vigili del fuoco, l'anziano scomparso nel pomeriggio di ieri nella zona di Pieve del Grappa. L'uomo è stato subito soccorso dai pompieri e recuperato insieme a personale del soccorso alpino per essere preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. L'83enne era solito fare delle passeggiate ed è stato probabilmente colto da malore, non facendo più rientro a casa. Alle ricerche iniziate poco prima delle 20 e terminate alle 23 hanno preso parte il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Castelfranco, Treviso e dei volontari di Asolo. Ancora per la cronaca, giovane centauro vivo per miracolo dopo essere volato sull'asfalto per una buca sulla strada a Roncade. Il destino ha voluto che a soccorrerlo siano stati i parenti del 65enne morto a giugno, decapitato da un cavo perso sulla strada. Nicola Marcato. Sì, diciamo di sì, sono un po' rotto. Nulla di che, La moto è distrutta. Attimi di paura che non fanno rendere conto al centauro di essere un miracolato, disarcionato per colpa di una buca mentre percorreva in sella la sua moto via per Monastier a Vaglio di Roncade. Riccardo Geatti ha rischiato di morire. A 4 giorni di distanza ora se ne rende conto. Sì, diciamo di sì, perché poteva andare molto peggio. La caduta è stata inevitabile. Disarcionato dalla moto, il motociclista si è ritrovato a cadere rovinosamente sull'asfalto. Fortunatamente io sono stato disarcionato dalla moto, quindi ero per terra, perché la moto poi si è rialzata con la forza di inerzia della marcia, ha continuato la sua corsa verso un palo. Se io rimanevo attaccato per qualche motivo alla moto, purtroppo non sarei qua a raccontarla. E il destino ha voluto che a soccorrere il 28enne siano stati la moglie e il suocero dell'imprenditore Gastone Feltrin. Il 65enne è morto decapitato a giugno in sella alla sua moto a causa di un cavo perso nella strada. Una storia terribile che in zona ha lasciato il segno. Sono stati molto premurosi nei miei confronti e li ringrazio tantissimo. L'Aprilia d'orso duro acquistata da Riccardo con tanti sacrifici è andata quasi distrutta. Il 28enne se l'è cavata solo con delle escoriazioni alle gambe e alle braccia, ma non ha intenzione di lasciar perdere per quanto è accaduto. Da quello che dicono anche i residenti lì, questa buca è stata già segnalata e era già stata, non so se era toppata o cosa, c'era un pezzo di asfalto, solo che comunque è bastato per farmi cadere, diciamo. Adesso sento un avvocato e sporgo denuncia. Riccardo lancia infine un appello ai motociclisti come lui. La prudenza alla guida delle 2 ruote non è tutto. Ai molti giovani che vedo per le strade in maniche corte e senza protezioni, ragazzi, mettetevele, perché questa potrebbe essere la vostra pelle in caso di caduta. Dalla cronaca all'attualità, la guerra del Prosecco, il movimento d'opinione dei 200 produttori ribelli del Conegliano Valdobbiadene di OCG che hanno espresso le loro forti perplessità sul modo di raccordare il territorio e le sue attività economiche con l'appartenenza all'Associazione per il Patrimonio UNESCO delle Colline della DOCG, sono stati formalmente invitati dalla Presidente Marina Montedoro ad un incontro pubblico aperto a chiunque desideri presenziare, con l'auspicio che, continua Montedoro, attraverso un confronto
vis-à-vis sarà possibile raggiungere una condivisione di intenti e di trovare opportune soluzioni. Rispondendo ai rilievi mossi nei suoi confronti, Montedoro sottolinea come nell'associazione esistano un consiglio direttivo e un'assemblea che è sovrana, dove vengono presentati a preventivo programmi e strategie e a consuntivo i risultati raggiunti, che vengono condivisi e deliberati fino a oggi all'unanimità. Oggi intanto i 200 ribelli hanno incontrato una parte del Consiglio di amministrazione della DOCG, ribadendo il loro dissenso e rimandando a un nuovo incontro mercoledì. Più difficile invece l'ipotesi di un confronto pubblico aperto a tutti. L'inizio della vendemmia, fanno sapere i produttori, potrebbe consentire un vertice ristretto. Parliamo adesso dei temi della scuola. Fra poco l'avvio del nuovo anno scolastico, mancanza di insegnanti, un problema che torna, un copione che si ripete. L'ufficio provinciale che dice in questi giorni le assegnazioni dei ruoli, attenzione particolare ai docenti di sostegno. In totale tra medie e superiori si parla di un 700 posti, naturalmente ripartiti fra tutte le classi di concorso. 700 posti tra scuole medie e superiori. Va meglio per le elementari, in cui a rimanere vuote sono solo qualche decina di cattedre. Massimo impegno da parte dell'ufficio scolastico provinciale per iniziare l'anno scolastico senza carenza di docenti nelle classi. Siamo in piene operazioni di avvio dell'anno scolastico e stiamo per concludere tra oggi e domani le operazioni relative alle missioni in ruolo. Particolare attenzione si sta ponendo ai docenti di sostegno per far cominciare in tranquillità la scuola agli alunni diversamente abili o in difficoltà. L'ufficio scolastico regionale sta avendo un occhio di riguardo particolare per i docenti di sostegno, quindi per le disabilità, tanto che si è aumentato, si è un po' rimodulato il contingente di missioni ruolo, visto che sono rimasti molti posti liberi, soprattutto alle superiori di sostegno, quindi tra oggi e domani daremo altri 15 ruoli da GPS prima fascia alle scuole superiori. Dalla provincia l'auspicio che i posti vuoti rimangano pochi. Ogni settembre però il problema si ripresenta senza la certezza che possa essere risolto entro l'inizio delle scuole. Il problema è naturalmente legato alla possibilità perché noi comunque, per esempio le GPS sono abbastanza piene, no, di docenti, però il problema è legato al fatto che i docenti sono anche liberi di rinunciare, siccome magari molti decidono di non accettare per ragioni diverse, quindi legate anche alla propria esigenza di vita, eccetera, ci capita che ci ritroviamo con posti non ricoperti. Veniamo a una comunicazione di servizio. L'ufficio postale Treviso 7 in via da Corona San Giuseppe resterà chiuso fino a giovedì 31 agosto per lavori di manutenzione straordinaria. Lo comunica Poste Italiane, ricordando che per tutte le operazioni, compreso il ritiro delle raccomandate, i clienti possono rivolgersi alle poste centrali di Piazza Vittoria a Treviso. L'ufficio di San Giuseppe riaprirà il 1° settembre. Qualche istante, davvero qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo a Castelfranco Veneto, a fra poco. Di nuovo in diretta per andare, dicevamo, a Castelfranco e raccontarvi di una storia per certi versi tragicomica. Arriva un telegramma di condoglianze, ma il destinatario è vivo e vegeto. È quanto accaduto all'ex comandante dei Carabinieri di Castelfranco, da poco insignito dell'onoreficenza di ufficiale al merito della Repubblica dalla Regione. Si giustificano un errore d'ufficio, scambiate le congratulazioni con le condoglianze. La mia famiglia e pure anche mia moglie l'hanno presa benissimo, ci abbiamo fatto una risata. Vi sono vicino in questo momento di profondo dolore per la perdita dell'amato Antonio Mario. Sentite condoglianze, Luca Zaia. Arriva dall'indirizzo del Palazzo della Regione Veneto il telegramma rivolto all'ex comandante del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Castelfranco, Antonio Mario Ria, da poco insignito alla carica di ufficiale al merito della Repubblica. E quindi ho mandato una PEC al signor Presidente, che, ripeto, stimo tantissimo, e dicendo appunto che ero vivo, che la mia dipartita al momento non era avvenuta e spero che avvenga più tardi possibile. Si è trattato di un mero errore umano di una giovanissima collaboratrice che ha invertito i messaggi di condoglianze e congratulazioni. Così il governatore Zaia.
Un errore che è stato accolto dall'ex comandante nel migliore dei modi, anche perché al momento dell'arrivo del telegramma il militare dell'Arma era a casa con tutta la famiglia. Se io fossi stato all'estero e l'avesse ricevuto mia moglie e gli arriva un telegramma del genere da parte di un'istituzione, è un colpo. Nonostante questo ha prevalso l'umorismo che il luogotenente ha messo tutto dentro la PEC di risposta al presidente. L'ho invitato anche a cena e mi sono permesso di fare la battuta, dico, facciamo la cena, degustiamo il famoso granchio blu, e ho fatto anche la battuta che questa volta avrebbe preso lui come presidente. E a proposito di granchio blu, sta andando letteralmente a ruba in tutti i mercati e negozi trevigiani. I granchi sono andati venduti tutti? Tutti, anche stamattina tutti quanti, anche ieri, anche l'altro ieri. Si vende sempre di più perché un po' la buona stampa che ne parla come un piatto dalle grandi qualità organolettiche e un po' anche che per il momento rimane in una fascia di prezzo piuttosto bassa, intorno ai 7-8 euro al chilo, e le persone vogliono provare cose nuove poi in cucina. A Ruba il granchio blu nei banchi del pesce è il piatto più curioso del momento, sempre più richiesto per le sue carni. Buono, forse è migliore anche del gran soporro dei spagnoli. Oggi quanti chili ne avete venduti? 25. Un crostaceo straniero diventa delizia culinaria solleticando il palato locale. Consumarlo a tavola inoltre è un modo efficace per contenere l'invasione che danneggia le nostre specie ittiche, mettendo sul lastrico molti pescatori veneti. A quanto li vendete? Stamattina abbiamo venduto poco, 7-8 euro, quelli grossi. Si possono vendere anche a 3-4 euro, quelli medi non hanno niente dentro. I più buoni sono quelli grossi. Tanti modi per cucinare questa novità che in America, suo paese d'origine, è considerato una prelibatezza. Va fatto bollire e una volta bollito si può prepararlo in più modi, con una seconda cottura. Si può sgusciare e apprezzarne la polpa così condita con un goccio d'olio e 2 grani di sale, piuttosto che invece preparare un sugo. Staremo a vedere se l'aggressivo granchio blu verrà proposto anche in futuro come piatto nelle nostre cucine. Secondo me è una moda finché è così, finché viene reclamizzato i danni che fanno e le televisioni lo vedono sempre, la gente è diventata curiosa e vuol sapere, ma in effetti sono anche buoni sai da mangiare. 8 anni fa c'erano le nutrie, poi i siluri, tutti quanti questi animali che magari non eravamo abituati a consumare prima, e la televisione ci diceva provate a mangiarli. C'è chi ha una buona apertura culturale e chi invece si chiude in se stesso, è più tradizionalista. Ultimo weekend di agosto, vediamo come va il tempo, le previsioni del nostro generale Giancarlo Iannicelli. Permane su di noi una bolla di calore che mantiene temperature molto alte, abbiamo visto anche oggi. Però la situazione va cambiando sostanzialmente, finalmente, vedete sulla carta del tempo, sull'Atlantico e sull'Europa occidentale c'è un afflusso, un sistema perturbato di aria più instabile che poi dovrebbe interessarci e quindi apportare il cambiamento, questo a iniziare da domenica pomeriggio. Quindi più nel dettaglio, domani non cambia niente, abbiamo una giornata soleggiata con temperature che vanno oltre i 31-32 gradi. Per domenica inizialmente ancora tempo soleggiato, le temperature ancora 30 gradi, 31 gradi, poi dal pomeriggio ecco il sistema perturbato che ci interesserà, quindi apporterà, dopo aver apportato temporali intensi sui rilievi, anche in pianura. Temporali che saranno più evidenti e più diffusi nella giornata del lunedì, quindi lunedì tempo perturbato, martedì un po' di instabilità e poi di nuovo l'estate continua ma molto più piacevole, nel senso con temperature che arriveranno massime a 23-24 gradi. Intanto i venti per le prossime ore saranno deboli, con forti rinforzi durante i temporali. L'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Lo sport, il volley, ci porta a San Zenone degli Ezzelini. Ecco le magnifiche 15 della B2 di pallavolo femminile Ezzelina Volley Carinatese che dopo l'importante traguardo raggiunto nella precedente stagione sono prontissime ad affrontare il campionato nazionale. Ci siamo posti degli obiettivi abbastanza ambiziosi, ma è giusto così perché è giusto puntare in alto e
Partiamo già da una buona squadra, una buona base. Cos'è la pallavolo per te? È diciamo una parte fondamentale di come sono cresciuta e di quello che sono adesso anche. Queste ragazze qui hanno fatto del loro meglio, 70 partite su un campionato e quindi è tanta roba. Insomma. E adesso? E adesso ci dobbiamo guardare bene come formare la squadra. Siamo felici perché anche ieri col primo raduno non ci sono state scuse per non venire o per il caldo, per questo c'erano tutte presenti e ci fa enorme piacere per le ragazze. Tutte giovanissime, dai 15 ai 18 anni. Abbiamo inserito 6 ragazze nuove e una dal giovanile, quindi in totale sono 7. L'obiettivo, ovviamente, l'idea rimane quella di fare pallavolo giovanile. È motivo di orgoglio per il comune di San Zenone, dove le atlete si allenano. È davvero un grande traguardo che queste ragazze raggiungono, ma da qui inizia anche la sfida per continuare a proseguire. Grazie anche a questa società, grazie ai dirigenti, grazie al direttivo che porta avanti questo impegno e questa società appunto in maniera sana e con i sani valori che lo sport insegna. Andiamo adesso a Belluno. Il maltempo tiene banco nel bellunese, ieri sera ancora condizioni meteo pessime che hanno creato disagi soprattutto sulle strade. Riaperta a senso unico alternato la strada regionale 48 tra Oronze e Misurina a causa di una frana dovuta al maltempo di ieri pomeriggio. Sul posto tecnici di Veneto Strade e vigili del fuoco. Oggi i rocciatori si sono arrampicati per monitorare la situazione. Mentre la colonnina di mercurio precipitava da 30 a 15 gradi, il vento faceva danni a Cortina, dove è stato scoperchiato l'edificio che ospita le scuole medie. Ad Acquabona, invece, una colata di detriti e fango ha invaso la strada statale 51 di Alemagna e il traffico è stato riaperto grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente la colata e i detriti non hanno investito auto in transito, circostanza che invece è accaduta al passo Tre Croci, dove per liberare un'auto intrappolata nel fango sono intervenuti gli uomini della protezione civile. In Agordino, infine, c'è stata una violenta grandinata. Lungo la regionale ieri sera si sono verificate cadute di sassi qualche chilometro prima della stanga. La strada è stata chiusa temporaneamente con operatori che hanno regolato il traffico per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale. Innsbruck ha dichiarato ufficialmente la sua disponibilità a mettere a disposizione il proprio impianto per le gare olimpiche Milano-Cortina 2026. L'atto ufficiale, una lettera siglata dal sindaco della città austriaca indirizzata all'amministratore della Fondazione Milano-Cortina Andrea Varnier, è stata inviata quest'oggi. Nell'atto ufficiale si spiega che il gestore della pista sta lavorando a un'offerta agli organizzatori italiani delle Olimpiadi 2026 che prevede, con un contributo stimato fra i 12 milioni e mezzo e 15 milioni, di poter organizzare le gare a Innsbruck anziché a Cortina. Sarebbe un decimo del costo stimato per lo sliding center Eugenio Monti. La comunicazione è stata diffusa dai Verdi di Europa Verde e dai colleghi austriaci che hanno incontrato il sindaco di Innsbruck, Georg Will. Ora si attende di capire se la mossa potrà portare a un accordo italo-austriaco nell'ottica del risparmio e della sostenibilità dei giochi richiesta anche dal Comitato Olimpico. Come sapete, questo fronte è da sempre molto caldo. E a livello politico in provincia di Belluno, soprattutto a Belluno città, tiene banco la questione della presa di posizione piccata della Lega provinciale contro la lettera che il sindaco di Belluno De Pellegrin ha inviato al presidente Zaia, all'assessora Lanzarini e al commissario dell'ULS 1 dalla BEN sulle criticità della sanità provinciale. Sono stati fatti tutti i passaggi, non ho agito in solitaria e sono perciò tranquillo, replica il sindaco De Pellegrin, con De Bernardin solo un malinteso. Getta acqua sul fuoco il sindaco di Belluno sullo spinoso caso sanità che in questi giorni lo vede contrapposto al segretario provinciale della Lega. De Pellegrin oggi smentisce di aver agito alla chetichella e spiega il motivo che l'ha spinto a inviare una lettera al presidente Zaia, all'assessora Lanzarini e al commissario dell'ULS 1 Dolomiti Dalben. Tutti i passaggi sono stati fatti.
e quindi io mi ritengo tranquillo di avere così rappresentato un territorio in conferenza e anche nel documento. Una lettera chiarisce il sindaco che fotografa in maniera propositiva la situazione della sanità bellunese da inizio anno per cercare insieme di migliorare le cose. La Lega con il suo segretario provinciale Andrea De Bernardin non la pensa così, non si scherza con gli alleati del governo della città, l'avviso al primo cittadino per nulla preoccupato. Io credo ci sia stato, un malinteso forse, e credo che si possa pensare che sia conclusa questa vicenda e andiamo avanti. Rinnovata stima e fiducia alla Lega, ma soprattutto al commissario Dal Ben. Logico, quando il problema da affrontare non è una cosa semplice, quindi la mancanza di medici, infermieri e OS, non è che nemmeno lui abbia la bacchetta magica, quindi credo sia la questione di avere un po' di pazienza e cercare di sostenerlo e confrontarsi per cercare anche noi di fare la nostra parte non passivamente ma attivamente. Intanto mercoledì parte della maggioranza e dell'opposizione senza Lega e Valore Comune porteranno in aula una nuova mozione sulla sanità, un armistizio che non convince gli osservatori della politica locale, sempre più convinti che sotto sotto siano in atto manovre di forza di Fratelli d'Italia a scapito di una traballante Lega, per di più con un tutor in casa. De Pellegrin stoppa i voli pindarici e alla minoranza rinnova il suo invito. La porta è sempre aperta, poi dipenderà dagli argomenti, dalle volontà, dal gioco delle parti, perché insomma tante volte abbiamo visto che il gioco delle parti ha giocato a dividere più che unire, quindi io credo sia normale in un consiglio comunale, soprattutto su una città capoluogo, e quindi ne prendiamo atto. Intanto proprio i Fratelli d'Italia, Mazzoccoli e Damiano, rispettivamente assessori allo sport e alla cultura, stamattina hanno incassato le lodi espresse dal sindaco De Pellegrina nei confronti del loro capo supremo, il senatore e coordinatore regionale dei Meloniani Luca De Carlo, sull'impegno e il merito di aver consentito al Comune di trovare le risorse per mandare a gara il rifacimento del polisportivo e del Pala de Massa, sempre bolognani. Per Luca De Carlo, lodi, lodi e ancora lodi. Non siamo ai fatti vostri e al tavolo non c'è Michele Guardì, ma la citazione fa il paio con i ringraziamenti che il sindaco De Pellegrin e un terzo della sua giunta, con gli assessori Mazzoccoli e Damiano in testa, hanno rivolto al senatore e leader veneto di Fratelli d'Italia per avere consentito al governo di Roma di puntare un faro sulla nostra città. Grazie ai colloqui fra la capitale e Belluno sono stati trovati i fondi che consentiranno al capoluogo di potersi appuntare al petto a pieno titolo la medaglia di città dello sport. Il Ministero è infatti intervenuto per sanare il gap causato dall'aumento dei costi delle materie prime che avrebbe mandato all'aria il rifacimento del polisportivo e del Demas 2. Per entrambi i progetti sono stati attribuiti ulteriori fondi per oltre 6,5 milioni di euro. Un lavoro che dicevo prima è un lavoro molto di squadra. All'interno di questa squadra c'è l'assessore ai lavori pubblici che è Rocco, all'interno di questa squadra ci sono tutti quanti gli amicizie e i rapporti che ci sono instaurati in tutti questi anni. È chiaro che c'è De Carlo, che ha dato una mano, tutte quelle figure che navigano e sono all'interno della nostra provincia. La spinta romana certamente aiuterà a restituire alla città uno stadio e un palazzetto dello sport degni di un capoluogo di provincia. Contiamo di andare a gara quanto prima, ha detto il funzionario Pier Giorgio Tonon, che ha illustrato i progetti di entrambe le strutture. Sui tempi di avvio e conclusione lavori si naviga a vista. Non abbiamo la bacchetta magica a poter dire iniziamo i lavori in ottobre, in novembre o facciamo. Adesso vediamo le gare, vediamo come procedono, chi parteciperà, perché qui c'è un problema anche di chi parteciperà alle gare ed è chiaro che lo terremo sotto controllo. A margine anche un passaggio sui lavori su Ponte Veneggio in via Vittorio Veneto che inizieranno fra ottobre e novembre e dureranno un paio di mesi. In ogni caso l'intervento non comporterà disagi al traffico e la strada sarà libera per le festività di Natale. Parola di sindaco. Intanto prendiamo note sempre per la politica da Belluno a Feltre, dove è aperto il dibattito sul salario minimo questa mattina nella città del Castaldi, giornata di mercato e banchetto per la raccolta firme da parte di Verdi e Sinistra Italiana. Vediamo com'è andata. 9 euro l'ora di salario minimo per tutti. E questa è la richiesta del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. A supporto dell'iniziativa parlamentare è stata anche attivata una raccolta firme possibile sia di persona che online. Sul sito www.salariominimosubito.it.
e trova le indicazioni e anche il modello, perché basta, è semplice comunque. Sostanzialmente ci sono decine di contratti, tra l'altro quelli pirata comunque, che comunque anche il sindacato fa fatica a difendere. Sono piccoli contratti, la vigilanza, settori un po' piccoli che fanno fatica ad arrivare a una contrattazione che riporti il minimo sopra i 9 euro, perché molti addirittura non riescono a contrattare cifre superiori ai 9 euro. Il governo ha rilanciato proponendo il CNEL per uno studio. CNEL, la cui presidente è stata affidata all'ex ministro veneziano Renato Brunetta. A parte la figura di Brunetta che ha già fatto il ministro della funzione pubblica, io me lo ricordo benissimo, non è stato il massimo. Quindi, però CNEL ha compiti di studio, sì, ma dal punto di vista della proposta politica generale è il governo, il Parlamento che deve discutere di questa questione. Il CNEL può fare le sue osservazioni, certamente, ma mi pare che le abbia già fatte, però insomma mi pare che il precedente Presidente abbia dichiarato che invece è una proposta necessaria e giusta. Non ho altri aggiornamenti da darvi se non questa comunicazione di servizio. Riprendono dalle 24 di domenica 27 agosto sulla 27 Mestre Belluno le ispezioni nella galleria Montebaldo situata tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sarà un lavoro molto delicato che durerà in più fasi. Questa è la comunicazione di servizio che riguarda la viabilità tra Treviso e Belluno. Terminiamo così, vi lascio al meteo, grazie davvero per l'attenzione, buona serata. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. Giornata ancora piuttosto calda e afosa, ma l'anticiclone africano inizia a perdere potenza. Da domenica valori termici via via in calo, al prezzo però di temporali anche violenti. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 26 agosto ci mostra una situazione buona con tanto sole e cielo sereno. Possibile soltanto qualche locale piovasco sulle Dolomiti nel corso del pomeriggio. Temperature, come detto, bollenti, ma già in leggera flessione, minime sui 17-24 gradi, massime con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo limpido, al massimo con qualche innocua velatura. Temperature minime tra 18 e 26 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sabato inizierà con il sole, ma nelle ore più calde avremo addensamenti che potranno provocare qualche temporale. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 33-36 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.